Federico Sborina, un ritorno in campo con che intenzioni e con quali volontà? Ma la volontà di continuare a costruire il futuro che è già in costruzione. Ora facciamo un passo indietro, questi sono stati 5 anni particolarmente complicati. Da 2 anni e mezzo a questa parte la pandemia ha segnato brutalmente tutte le città, compresa evidentemente la nostra. L'occupazione principale dei sindaci è stata quella, noi siamo la più grande comunità del Veneto, di tutelare e garantire la salute dei propri concittadini con degli interventi importanti e con le casse del comune che sono state pesantemente travolte dalla pandemia. Però io continuo a ripetere che nonostante tutto questo, nonostante la priorità sia stata quella di portare fuori la comunità veronese dall'emergenza sanitaria, sono state fatte veramente un sacco di cose. Stiamo facendo delle infrastrutture come mai era stato fatto negli ultimi 40 anni, ricordo che le ultime grandi opere pubbliche sono state fatte per i mondiali d'Italia 90, ma adesso tutto sta succedendo. Il nuovo casello di Verona Nord è già in costruzione, a breve partiranno i lavori per il ribaltamento del casello di Verona Sud, 70 milioni di euro per il rifacimento del nuovo rapporto, sono iniziati i cantieri l'anno scorso, la variante alla statale 12 che toglierà tutto il traffico dalla parte sud della città dovrà essere completata per le Olimpiadi del 2026 perché Luca Zaia l'ha inserita come opera olimpica e tra l'altro le Olimpiadi. Verona ospiterà le Olimpiadi, la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi e quella iniziale delle Paralimpiadi nel febbraio del 2026. Allora questo cosa ci fa capire, cosa ci fa vedere? Intanto che saremo su un palcoscenico planetario perché sono contate circa 2 miliardi di persone che guarderanno quella cerimonia, ma soprattutto ha dato una linea ben definita che io ho cominciato a insistere con tutti i soggetti istituzionali che stanno lavorando insieme a noi sulla nostra città dicendo guardate che ci sono le Olimpiadi e quindi tutto quello che non è stato fatto in 40 anni deve essere assolutamente pronto per il febbraio del 2026 e quindi questo ha impresso una velocità come mai si era vista negli ultimi decenni dal punto di vista infrastrutturale nella nostra città, ma poi un futuro che è già in costruzione anche dal punto di vista del ritorno dei turisti. La città, ricordo che noi siamo stati gli unici l'anno scorso a tenere aperta l'arena con 6.000 posti, gli unici praticamente al mondo, una fondazione arena che ho preso sull'orlo del fallimento nel gennaio del 2018, praticamente tecnicamente fallita e che oggi invece sta andando molto forte. Questo ha generato un grande ritorno del turismo e quindi un grande volano economico, così come la nostra fiera, siamo ripartiti alla grande con Vinitaly, ma tutto questo è stato frutto di una visione, gli aumenti di capitale, 12 milioni, voluti soprattutto dal Comune e anche devo dire dagli altri soci, che hanno permesso alla nostra fiera di ripartire più forte di prima.